Buonasera, nuova edizione del nostro TG, iniziamo come di consueto dai titoli. Porto di Gioia Tauro, la MCT conferma i licenziamenti e il prefetto di Reggio Calabria chiede la convocazione di un tavolo al Ministero delle Infrastrutture. Si fermano i portuali mentre i sindacati si rivolgono al Premier Conte. La Ministra della Salute torna a parlare della sanità calabrese e chiede che le nomine dei direttori generali siano trasparenti. In Calabria 87 interdittive antimafia nel primo semestre del 2018, il dato contenuto nella relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia. I clan cercano prestanome per entrare negli appalti pubblici. Il GUP di Vibo ha condannato a 30 anni di reclusione Gaetano Müller, il giovane che nel marzo dello scorso anno a Sorianello uccise il cugino per gelosia. Brutta avventura per un commerciante reggino sequestrato perché non ha voluto pagare il pizzo, l'uomo ostaggio dei banditi per alcune ore. Il fatto è accaduto lo scorso 30 dicembre. Scoperta dai carabinieri una truffa da 250 milioni di euro, 31 le persone indagate, sigilli a conti correnti, negozi automobili tra Torino e Cosenza. Accolti stamattina dal questore di Crotone 30 nuovi poliziotti che presteranno servizio in città, l'ampliamento dell'organico in risposta all'emergenza criminalità che si registra nel comprensorio. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque situazione sempre più tesa al porto di Gioia Tauro. La MCT infatti conferma i licenziamenti, il prefetto di Reggio Calabria chiede la convocazione di un tavolo al Ministero delle Infrastrutture, intanto si fermano i portuali mentre i sindacati si rivolgono al Premier Conte. Sentiamo. Nessun passo indietro, la MCT, azienda terminalista operante nel porto di Gioia Tauro, conferma di voler effettuare nuovi licenziamenti, nonostante il prefetto di Reggio Calabria di Bari nel corso dell'incontro in prefettura avesse chiesto alla società di sospendere le procedure in vista di un tavolo al Ministero delle Infrastrutture da lui richiesto per tentare di affrontare e risolvere i problemi che hanno fatto nascere il conflitto interno alla società tra i due soci, Conscip Italia da una parte ed MSC dall'altra. Ma l'azienda nei prossimi giorni ha detto che avvierà le procedure finalizzate alla mobilità del personale. La situazione resta tesa. I portuali di Gioia Tauro hanno sospeso le attività di carico e scarico dei container, mentre i sindacati si rivolgono al Premier Conte e ai ministri Toninelli e Lezzi chiedendo un incontro a Palazzo Chigi e la presenza di MCT per una disamina congiunta dell'intera problematica, a partire dallo stato di attuazione dei protocolli sottoscritti, degli annunciati investimenti pubblici e privati per l'area portuale e retroportuale che ricadono nelle aree ZES della Calabria. Chiedono inoltre che non venga avviata nessuna procedura di licenziamento dei lavoratori che da oggi, come dicevamo, sono in stato di agitazione. CGIL e Cislewil sottolineano la necessità di porre fine a questo interminabile braccio di ferro tra i due azionisti soci del terminal MCT, uno scontro che rischia di far chiudere definitivamente le speranze di ripresa del porto di Gioia Tauro. La Ministra della Salute torna a parlare della sanità calabrese e chiede che le nomine dei direttori generali siano trasparenti. La ministra Grillo torna a parlare della sanità calabrese e nel mentre esalta il lavoro del nuovo commissario e del suo vice a proposito di che non si capisce né tantomeno si evincono provvedimenti tali da rendere migliore il servizio offerto ai cittadini. L'unica cosa che veramente conta, perché il resto sono solo chiacchiere e nulla più. Il ministro invita a scegliere direttori generali capaci e preparati e non proni al potere politico. Ricorda che il 28 febbraio scade il bando per selezionare i nuovi manager e a tal proposito invita i cittadini calabresi che vivono fuori dalla regione di presentare la propria candidatura. Ricorda che il governo è dalla parte della Calabria e lavora per consentire che anche il sud e i suoi territori non restino indietro. Fin qui le parole della ministra, già le parole, ma i fatti, perché l'esponente di governo non viene in Calabria a visitare i nostri ospedali, perché non prova a rendersi conto di persona di cosa avviene nel nostro pronto soccorso. Magari da Roma non si accontezza della gravità della situazione e la sofferenza dei cittadini calabresi. Ecco, sarebbe questo forse il modo migliore per dimostrare concreta vicinanza. Qui viviamo una sanità da terzo mondo, altro che crescita e progresso.
E a proposito di sanità, oggi a Roma si è svolta la conferenza delle regioni alla quale hanno partecipato in rappresentanza della Calabria l'assessore regionale al bilancio Fragomeni e il delegato alla salute Franco Pacenza. Ebbene, per quanto riguarda la Calabria, ha detto Pacenza, c'è un incremento del fondo sanitario regionale indistinto di circa 22 milioni di euro che, sommati al contributo straordinario sulla mobilità sanitaria di 15 milioni di euro e all'abbattimento del conguaglio di mobilità passiva 2014 pari ad 8 milioni di euro, determina complessivamente un incremento di circa 45 milioni di euro. Torniamo adesso sulla questione rifiuti, altra emergenza di questa nostra terra. Vediamo. La questione rifiuti è uno dei problemi atavici della nostra regione, una vera e propria emergenza che rischia di acuirsi dopo il passaggio di gestione al lato, che non è altro che l'ambito territoriale ottimale. La questione rifiuti resta per i sindaci calabresi un problema oggettivo di difficile soluzione e che rischia di produrre un aumento delle tariffe a carico dei cittadini. Dei rifiuti e in particolare della tariffazione si è discusso in un confronto alla cittadella regionale tra il direttivo regionale di ANCI Calabria, il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, e i dirigenti della regione Calabria. Il sistema dei rifiuti è stato commissariato per lungo tempo e non mi pare che il commissariamento abbia risolto i problemi di questo sistema. Oggi, in questi anni, negli ultimi tempi, si stanno affrontando tutta una serie di problematiche e si stanno anche individuando delle soluzioni che ovviamente richiedono del tempo. Pensare che altri da Roma o non so da dove possano venire in Calabria a risolvere i problemi non credo possa essere una soluzione. Ci sono dei livelli istituzionali preposti a questo, la Regione, i comuni, gli ambiti territoriali, le ATO, che sono state proprio a seguito di un percorso lungo e difficile che abbiamo compiuto negli ultimi tempi e con l'impegno di tanti che oggi sono operative. Credo che ci siano i soggetti istituzionalmente preposti a fare le scelte. Ovviamente questi soggetti le dovranno fare, su queste scelte poi si potrà dire se saranno state fatte bene o meno bene, ma pensare che qualcuno da fuori arriva e risolve problemi che la classe dirigente calabrese deve affrontare e risolvere, non credo che possa rappresentare la soluzione. Il diktat è lavorare in sinergia per affrontare tutti i problemi legati al passaggio di gestione al lato, per definire tariffe sostenibili e per affrontare il problema sia della carenza di discariche sia di individuazione dei siti in cui realizzare l'impiantistica prevista nel piano regionale dei rifiuti. Noi dal 1° gennaio non siamo più i titolari del ciclo integrato dei rifiuti, ma abbiamo, secondo proprio quello che è stata la richiesta avanzata dall'ANCI, approvato una legge regionale che dà la possibilità ai comuni di delegarci fino al massimo del 31 dicembre 2019 ancora la gestione. Alcuni comuni hanno già detto in maniera molto chiara che riusciranno a delegarci soltanto per 3 mesi nel caso del lato di Catanzaro, perché sono già per fortuna avanti e quindi avranno bisogno del nostro supporto per circa 90 giorni. Altri invece sono un po' più indietro e quindi richiedono un ulteriore aiuto. La situazione oggi è questa: nonostante le rassicurazioni avute dalle ATO, noi ancora non abbiamo ottenuto la delega da parte di tutti i comuni. Stiamo continuando a mantenere responsabilmente la gestione, ma se non dovessimo ottenere nel giro di una decina di giorni queste deleghe, naturalmente non potremo più assumerci la responsabilità. Ritengo comunque che i presidenti delle ATO abbiano capito che è il caso di accelerare quanto più possibile. Abbiamo avuto una riunione 2 giorni fa, ne avremo un'altra anche la prossima settimana, faremo ancora delle riunioni ATO per ATO. In Calabria 87 interdittive antimafia nel primo semestre del 2018, il dato contenuto nella relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia.
In Calabria il numero più alto di interdittivi antimafia, 87 nel primo semestre del 2018. Il dato è contenuto nella relazione della DIA consegnata oggi in Parlamento. Dall'analisi degli investigatori della Direzione Investigativa Antimafia emerge la capacità dell''ndrangheta di infiltrarsi nell'economia legale anche in altre aree del paese, come testimoniano le numerose interdittive rilasciate nel nord Italia per società che operano nel settore edilizio, del trasporto, dello smaltimento dei rifiuti, dell'autotrasporto e della ristorazione. C'è da parte delle cosche la ricerca di imprenditori prestanome necessari per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e l'opera di condizionamento attuata attraverso relazioni politico-mafiose, sottolinea la DIA, produce inevitabilmente riflessi anche sul buon andamento degli enti locali, come confermato nel semestre di riferimento dallo scioglimento di ben 7 consigli comunali calabresi. Ma il modello organizzativo verticistico unitario proiettato verso la gestione di tutte le attività economiche e finanziarie viene replicato, oltre che in Calabria, anche in altre aree del paese, come testimoniano le diverse inchieste delle forze dell'ordine che hanno documentato il radicamento delle cosche anche in altre regioni italiane come Liguria, Lombardia, Veneto, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, ma anche all'estero, in Europa, in America e in Australia. Nella relazione della DIA poi c'è un focus dettagliato sulla criminalità organizzata romana. Ebbene, dall'analisi emerge uno spaccato importante della capacità dell''ndrangheta di infiltrarsi e di dissimulare le proprie tracce, una capacità mimetica che rende difficile tracciare una mappatura esatta della presenza sul territorio della capitale. Diversi sono i riferimenti a vari esponenti di cosche crotonesi, reggine e cosentine, ma è soprattutto nel traffico di stupefacenti che l''ndrangheta mantiene la sua supremazia non solo a livello nazionale, con rapporti con i più agguerriti cartelli della droga. La DIA sottolinea inoltre che permangono i riti di affiliazione, che non sono un retaggio del passato o una nota di colore, ma per le cosche sono necessari per definire appartenenze e gerarchie interne, per rafforzare il senso di identità e per dare riconoscibilità all'esterno anche in contesti internazionali. Il GUP di Vibo ha condannato a 30 anni di reclusione Gaetano Müller, il giovane che nel marzo dello scorso anno a Sorianello uccise il cugino per gelosia. È stato condannato a 30 anni di reclusione Gaetano Müller, il 19enne accusato dell'omicidio del cugino Bruno Lazzaro, di 29 anni, avvenuto il 4 marzo del 2018 in località Fago Savini di Sorianello. La sentenza è stata emessa oggi dal GUP del Tribunale di Vibo, motivi passionali alla base del delitto. I due cugini infatti avevano intrattenuto una relazione con una ragazza minorenne che prima aveva frequentato Gaetano Müller e poi, dopo averlo lasciato, iniziò una relazione con Bruno Lazzaro. I due la sera dell'omicidio si erano dati appuntamento in località Savini per un chiarimento, ma ne è nata una lite, al culmine della quale Müller ha sferrato una coltellata all'addome del cugino. Bruno Lazzaro fu portato dallo stesso Müller a casa della ragazza. La vittima morì dopo un paio d'ore di agonia all'ospedale di Vibo. Il 19enne, dopo l'arresto, confessò l'omicidio, raccontando però agli inquirenti di essere stato aggredito dal cugino e di averlo colpito solo per difendersi, versione però smentita dalle indagini coordinate dalla Procura di Vibo. La difesa aveva puntato a far cadere le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi e a far riconoscere al loro assistito l'attenuante della provocazione, richieste che però non sono state accolte dal GUP, che ha condannato Müller a 30 anni di carcere, così come aveva chiesto la pubblica accusa. Brutta avventura per un commerciante reggino sequestrato perché non ha voluto pagare il pizzo. Oggi sono state arrestate 7 persone. L'hanno denominata operazione Take Away proprio perché avrebbero prelevato una persona e portata in un casolare allo scopo di costringerlo a pagare il pizzo. Con questa accusa i poliziotti della questura di Reggio Calabria hanno eseguito all'alba di oggi un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Reggina per l'esecuzione di 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno accertato che le 7 persone sono ritenute responsabili di sequestro di persona e tentata estorsione, aggravati dalle modalità mafiose. Diverse le perquisizioni domiciliari eseguite dagli agenti. L'indagine condotta dalla squadra mobile ha fatto emergere un quadro inquietante, un sequestro di persona messo in atto allo scopo di costringere la vittima a pagare il cosiddetto pizzo.
I fatti risalirebbero al 30 dicembre scorso. Vittima del sequestro lampo, un esercente di una pizzeria prelevato poco dopo l'uscita dal suo locale insieme alla convivente. L'uomo, sotto la minaccia delle armi, è stato caricato con la forza su una vettura e tenuto in ostaggio per alcune ore. Poi è stato rilasciato con la condizione che avrebbe provveduto a sborsare in tempi brevi una somma di denaro. Il piano non sarebbe andato a buon fine grazie alla segnalazione della convivente della vittima alle forze dell'ordine. I 7 arrestati, fra l'altro, secondo gli inquirenti, sarebbero contigui ad ambienti dell''ndrangheta. È un'operazione importante perché dimostra 2 cose. Intanto l'arroganza con cui si arriva a risolvere pretese vicende di interesse di alcuni soggetti che si arrogavano il diritto di prelevare direttamente dal proprio esercizio commerciale un signore, che lo trasportava in un'abitazione privata dove lo veniva minacciato pesantemente con evocazione di scenari di 'ndrangheta e di controllo del territorio. Si faceva riferimento al capo della zona di San Cristoforo o comunque e quindi modalità sicuramente rientranti nelle previsioni di legge con la contestazione dell'aggravante dell'uso degli strumenti 'ndranghetisti. Quindi una pressione importante, un fatto gravissimo, e a questo ci aggiunge però un altro risvolto, il risvolto che questa è la dimostrazione di come le forze di polizia e la magistratura, ove messe in condizioni di lavorare, possono intervenire e possono ottenere dei risultati. Scoperta dai carabinieri una truffa da 250 milioni di euro, 31 le persone indagate, sigilli a conti correnti, negozi automobili tra Torino, Milano, Vercelli e anche a Cosenza. Un volume d'affari pari a 250 milioni di euro. Con questa accusa sono stati effettuati una serie di sequestri dai carabinieri del comando provinciale di Torino insieme ai colleghi di Cosenza, Milano e Vercelli, nell'ambito di un'inchiesta denominata Avatar, che ha portato all'arresto di 6 imprenditori torinesi, 29 società attive nel settore energetico e consulting finanziario, 79 conti correnti bancari, 25 carte post-pay e prepagate, 6 macchine, negozi, contanti e lingotti d'oro per un valore di 2,5 milioni di euro. Sono i beni a cui i militari hanno posto i sigilli. Un decreto di sequestro preventivo per riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini partite dopo il ritrovamento di lingotti d'oro e denaro contante per un valore di 1.300.000 euro in un self-storage, che hanno portato a smantellare un gruppo criminale che in Italia e all'estero ha costituito con identità false più di 20 società fantasma per ottenere finanziamenti per diversi milioni di euro. I lingotti erano custoditi in alcuni box, portando poi al fermo degli imprenditori proprio mentre questi avrebbero cercato di fuggire all'estero una volta saputo che il deposito era stato scoperto. I militari li hanno fermati nel centro di Torino davanti ad un hotel dove si erano dati appuntamento per lasciare la città. Nell'inchiesta 31 le persone indagate a vario titolo per associazione finalizzata a condotte di truffa, riciclaggio, frodi fiscali e fittizie intestazioni di beni. Tra le società sequestrate ci sarebbe anche l'hamburgeria di Italia Settimo, comune alle porte di Torino. Il negozio faceva capo ad Opera SRL, una delle 29 società fantasma del valore di 250 milioni di euro poste sotto sequestro. Accolti questa mattina dal questore di Crotone 30 nuovi poliziotti che presteranno servizio in città. La sparatoria nel quartiere Fondo Gesù, l'ultimo episodio criminoso che ha scosso l'opinione pubblica a Crotone. Il panico scatenato dal raid effettuato in pieno giorno in una zona centrale e affollata della città ha acuito quel senso di vulnerabilità che la gente calabrese sempre più spesso avverte. Lo Stato non può che rispondere intensificando il controllo del territorio, ma servono uomini e mezzi, ricambio generazionale e apporto di alta tecnologia che in tempi di spending review risultano sempre più difficili. Da oggi però la questura di Crotone avrà a disposizione nuovo personale. Si tratta di 30 agenti che entreranno in servizio sotto il coordinamento del questore Massimo Gambino, portando a 300 le unità in organico. C'è una ventata di gioventù, come ho detto prima, una ventata di gioventù che porta questa questura ad aumentare la presenza sul territorio, perché molti di questi giovani agenti saranno destinati al controllo del territorio, altri alle attività investigative e altri anche alle attività di staff della questura.
Si crea sicuramente un'osmosi tra gli anziani, tra virgolette, e i nuovi. Quello che ho detto prima, l'importante è che il bagaglio di esperienza degli anziani venga trasmigrato ai giovani e i giovani debbono metterci tutto del loro, dall'umiltà all'impegno. Ho chiesto entusiasmo, l'entusiasmo che io dopo 31 anni di polizia ho ancora e spero di non perdere mai, è quello che ho testimoniato al signor capo della polizia quando è venuto a Crotone a trovarci, ringraziandolo. L'entusiasmo sicuramente è la dote che non deve mai mancare a un poliziotto. Un ripianamento della pianta organica che aiuterà a svolgere l'attività della questura e che sarà seguito da migliorie nelle strutture nel settore informatico, ambito fondamentale per elevare le capacità investigative del presidio di sicurezza. C'è una necessità di rinforzare la polizia in Calabria. Il capo della polizia è stato molto chiaro in questo e i segnali sono tutti in tal senso. Del resto la presenza in 5 mesi di 30 agenti in più complessivamente sta a testimoniare questa attenzione del Dipartimento per la Calabria, per un territorio difficile certamente, però bisogna impegnarsi tutti, noi lo stiamo facendo, è una richiesta corale che deve provenire anche agli altri enti interessati e non solo alla polizia. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Disagi alla circolazione nella notte sulla 2 del Mediterraneo a causa di un incidente stradale accaduto a poche decine di metri dallo svincolo di Mileto. Un tir carico di materiale metallico ha sbandato più volte colpendo i guardrail. Il conducente del mezzo pesante, rimasto ferito, è stato estratto dall'abitacolo dagli agenti della Polstrada di Vibo Valencia giunti sul posto e affidato alle cure dei sanitari del 118. Secondo quanto si è potuto apprendere, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. In corso accertamenti per verificare le cause dell'incidente. Sequestrati dai carabinieri forestali 2 impianti di depurazione in totale stato di abbandono nel comune di San Martino di Finita. Il provvedimento adottato a seguito di controlli predisposti dalla Procura della Repubblica di Cosenza è finalizzati a verificare le condizioni dei 2 impianti di depurazione, uno ubicato in località Brugnano e l'altro in località Timpe. In entrambi i casi i militari hanno accertato il mancato funzionamento delle 2 strutture risultate prive di energia elettrica, sprovviste di autorizzazione allo scarico. Le indagini continuano per stabilire eventuali responsabilità di amministratori e dirigenti comunali. In auto con 120 grammi di cocaina, arrestato dai finanzieri della compagnia di Reggio, un 46enne originario di San Ferdinando. È stato Edin, cane antidroga, a scoprire nel corso di un controllo agli imbarcaderi di Villa San Giovanni la sostanza stupefacente. L'uomo, ritenuto corriere della droga, è stato arrestato. Tentativo di incendio in un negozio dei genitori di un collaboratore di giustizia a Vibo. I malviventi avrebbero provato a far divampare il rogo all'interno del locale. Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Sull'accaduto indagano i carabinieri. E adesso la pagina politica. Recuperiamo il vecchio pastone politico per raccontare ciò che sta avvenendo nella politica calabrese, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. A partire da oggi troverete questo contenitore nelle edizioni dei nostri telegiornali. In primo piano le regionali, con la pentastellata Laura Ferrara, che chiarisce la posizione del movimento, a dire il vero già nota. Correremo da soli, lo sguardo si sposta nel centrodestra, dove il segretario della Lega, Furgiuele, rivendica la leadership del partito di Salvini, che vuol dire il candidato alla presidenza tocca a noi. Appena il tempo di piazzare la bandierina, che arriva puntuale, attesa e forse inevitabile, la replica di Forza Italia, affidata a Tallini, che non si lascia sfuggire l'occasione per ribadire che il candidato per la presidenza della regione c'è già e si chiama Mario Chiuto. Intanto la legislatura regionale va avanti, stancamente e a tentoni. La riunione del Consiglio regionale di ieri è stata praticamente inutile, nulla o quasi di importante emerso, complici anche le tante assenze. L'unico passaggio degno di nota, l'appello del consigliere Orlandino Greco che invita il Sud ad alzare la voce per contrastare la iattura del regionalismo differenziato. Dalle regionali alle comunali, dove tiene banco la questione rende. Qui, al momento almeno, la confusione regna sovrana.
nei partiti tradizionali, impegnati a far quadrare i conti, intesi come alleanze. Ciò che è certo ad oggi è che in campo ci saranno Sergio Tursi Prato, il candidato del Movimento 5 Stelle Francesco Turco e, naturalmente, l'uscente Manna. È probabile che anche la Lega proporrà un suo candidato, altra area molto attenzionata, è quella della neonata città Corigliano Rossano. Anche qui, però, è ancora presto per capire bene cosa accadrà in fatto di candidature. Il centrosinistra riflette e valuta, mentre dal centrodestra arriva l'appello all'unità che il portavoce regionale di Fratelli d'Italia, Ernesto Rapani, rivolge a Forza Italia e Lega. Anche il coordinamento donne delle ACLI della provincia di Cosenza parteciperà domani, giovedì 14 febbraio, alla campagna One Billion Rising Revolution ideata dal movimento V-Day contro la violenza su donne e bambini al ritmo di musica attraverso l'atto liberatorio della danza. In una nota le dirigenti acliste sottolineano che le radici della violenza contro le donne affondano in una seria questione culturale e sociale e per questo chiedono alle istituzioni di non ridurre il dibattito solo sugli effetti ma di concentrarsi sulle cause. Va potenziata la formazione e la sensibilizzazione sul tema già negli adolescenti, promuovendo modelli positivi di relazione, educando ai sentimenti e al rispetto sin da piccoli. Adesso torniamo ad occuparci dei festeggiamenti in onore della Madonna del Pilerio. Quello che colpisce della festa del 12 febbraio è la consegna silenziosa dei cosentini alla Vergine del Pilerio, un sentimento, un legame, la fede che è intimità, presenza voluta, moltitudine che riesce a catturare la telecamera, quel via vai ininterrotto da mattina a sera, il Duomo gremito, si resta in piedi, nonostante la stanchezza, nonostante il freddo, pur di onorare un patto non scritto che si tramanda di generazione in generazione, ognuna espressione del proprio tempo. Non è un caso che ieri la statua della Vergine sia stata continuamente fotografata con telefonini e tablet. L'immagine più postata sui social della giornata. Maria, influencer della storia, ha detto Papa Francesco, interpretando con parole nuove un sentire antico. Cosenza e i suoi spettacolari cieli d'inverno hanno fatto da sfondo al corteo religioso che ha attraversato le principali strade della città per un giorno senza traffico, in attesa del passaggio della sua patrona, il riecheggiare della preghiera e dei canti religiosi, oasi dell'anima nella frenesia del quotidiano. Fidarsi della madre, ha ribadito Monsignor Francesco Nolè nell'omelia della messa solenne, alla presenza delle autorità, celebrazione ricca di simboli. Fidare che è anche un lasciarsi andare, un affidare preoccupazioni e pensieri a colei che è pilastro, pilar, punto di riferimento e sostegno. L'emozione viva, colta nelle lacrime sui volti, dalle nostre telecamere, le stesse che ieri sono riuscite a portare nelle case degli ammalati e sullo schermo dei computer a chi è lontano una giornata che non è una giornata qualunque, ma un momento, un evento fortemente rappresentativo dell'identità di Cosenza e della provincia. Rende Siracusa in programma domani alle 14:30 è valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie C. Si giocherà a porte chiuse. La decisione è stata comunicata dalla Lega Pro. Motivi di ordine pubblico legati ai lavori per la realizzazione della nuova rotatoria sulla statale 107 sono alla base della decisione assunta. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Masse d'aria molto fredda di origine artica stanno causando un deciso calo delle temperature sulla nostra regione. Infatti in montagna si toccheranno valori vicino ai meno 10 gradi. La percezione del freddo si accentuerà maggiormente a causa dei venti di tramontana, che in alcune aree della Calabria a tratti risulteranno di forte intensità. Già nella giornata di giovedì, comunque, inizierà un rialzo delle temperature. Domani cielo poco nuvoloso ovunque, temperature in rialzo di diversi gradi. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani mari generalmente molto mossi, con moto ondoso in diminuzione sul Mar Tirreno e venti moderati dai quadranti settentrionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.